Legato. Ed ora il caso Cucchi, 8 carabinieri condannati in primo grado per i depistaggi seguiti alla morte del giovane a Roma nel 2009. In diretta dall'Aula Bunker di Roma c'è Silvia Balducci. Silvia. A soli 4 giorni di distanza dalla sentenza della Cassazione che ha confermato l'omicidio preterintenzionale per i carabinieri responsabili del pestaggio, oggi è arrivata un'altra decisione importante. Il giudice ha condannato in primo grado gli 8 carabinieri che avrebbero depistato le indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Ha condannato così tutta la catena gerarchica. La pena più alta, 5 anni per il più alto in grado, il generale Casarsa. In aula c'era la sorella di Stefano, Ilaria, visibilmente emozionata. A lei è arrivata la vicinanza e ai suoi genitori espressa dall'Arma dei Carabinieri, che in una nota sottolinea che le condotte oggetto di questo processo sono molto lontane, assolutamente lontane dai valori del corpo. È tutto, a voi. Ed ora il crollo del Ponte Morandi a Genova.